Allora, commentavamo, adesso c'è anche il problema che era stato introdotto come una bellissima novità, un'opportunità, sempre dalla riforma Fornero, dei voucher. Voi come sindacato avete fatto anche voi 2 conti alla mano e i numeri sono... Allora, innanzitutto, a parte molti che ci scrivono con i voucher, in realtà ti prendi 2 voucher che corrispondono a netti 7,50 euro, mi pare, 7,50 € all'ora. A voucher, teoricamente all'ora, perché non c'è nessuna... Bravissimo. In realtà poi sono per 2 giorni di lavoro, 1 giorno di lavoro, sì. Cioè sono cose paradossali. Sì, prese, molti ci scrivono, sei preso col cappio al collo perché non puoi dir di no, perché ovviamente hai bisogno anche di quel poco che ti arriva, però alla fine non ci stai dentro delle spese. Sì, diciamo che sono dati impressionanti. I voucher stanno vedendo in tutti questi anni un incremento più che esponenziale. Spieghiamo in 2 parole cosa sono per coloro che non lo sanno. Cosiddetti buoni lavoro sono stati introdotti nel 2003 inizialmente per compensare, far emergere quei piccoli lavoretti, erano dedicati esclusivamente a studenti, pensionati, disoccupati con oltre 1 anno di assenza di lavoro e il settore dell'agricoltura, casalinghe nel 2003 per piccoli lavori occasionali che solitamente venivano fatti in via informale, quindi in nero, e quindi si diceva: prendetevi questo buono lavoro, è un buono cartaceo che si può acquistare in tabaccheria o all'INPS, che viene consegnato al lavoratore. Teoricamente ogni buono costa 10 euro, di cui 7,50 come tra virgolette salario, per modo di dire, netto al lavoratore, e 2,50 che sono in parte una piccola contribuzione INPS, che è assolutamente insufficiente, perché mi pare che siamo nell'ambito del 13%, se pensiamo che un'aliquota normale è 33%, non versi neanche niente, un po' di INAIL e soprattutto un 5% del compenso di chi distribuisce, quindi il tabaccaio oppure l'INPS stessa e così via. Questi buoni lavoro sono stati via via nel corso degli anni, inizialmente erano molto limitati, determinate categorie, quelle che dicevo prima, e solo determinati lavori occasionali. Sono stati via via, attraverso ripetuti interventi legislativi che si sono succeduti negli anni, liberalizzati, e attualmente, anche per effetto anche questo dell'ultimo intervento fatto l'anno scorso col Job Act, sono stati estesi a tutti i soggetti possibili, quindi non più limitati pensionati, studenti eccetera eccetera, ma a qualsiasi soggetto e soprattutto a qualsiasi settore. Attualmente noi abbiamo l'esplosione negli ultimi anni inquietante, perché qua siamo ormai all'abuso legalizzato, perché di questo stiamo parlando, di uno strumento che, guardate, che è la forma più estrema di precarietà che esista. A fronte di un abbattimento del costo del lavoro, della massima flessibilità, il lavoratore si trova totalmente senza diritti e senza tutele, in deroga a tutte le leggi e tutti i contratti collettivi. Non hai la maternità, non hai le ferie, non hai la sicurezza, non hai il riposo, non hai la pensione, non hai nemmeno il diritto alla disoccupazione quando finisce il tuo periodo, eccetera. In più c'è un elemento di abuso vero e proprio, nel senso che uno strumento che doveva essere, diciamo così, uno strumento di emersione di lavoro nero, per eterogenesi dei fini sta diventando uno strumento di sommersione. Tradotto, siccome non controlla nessuno e teoricamente io ogni voucher da 10 euro un'ora, ma che strumenti ho per verificarlo? Cosa succede? Che in alcuni settori, penso ad esempio all'edilizia, ma sono anche molti altri, si prende qualche voucher e lo si utilizza soltanto nel momento in cui o ti arriva l'ispettore o il lavoratore si fa male e c'è l'infortunio, e a quel punto io cosa faccio? Tiro fuori i voucher, questo qui era da me legalmente in base a questo strumento qui. Quindi abbiamo anche questo elemento qui. Ma al di là dell'abuso, anche l'uso in sé ormai sta diventando insostenibile, perché guardate che ci sono settori interi, penso alla ristorazione, al commercio, ai servizi, in cui i voucher stanno cannibalizzando le forme di lavoro dipendente, temporaneo o stagionale, l'agricoltura stessa, gli alberghi, e ormai non abbiamo più gli stagionali che quantomeno avevano il loro rapporto di lavoro col contratto collettivo, con i loro diritti e così via, e vengono pagati in voucher. Sono un elemento di sfruttamento, ma ancora di più sono un elemento anche distorsivo del mercato. L'azienda seria, che rispetta la dignità e i diritti dei suoi lavoratori, che fa tutto in regola, ha un costo del lavoro che è X. L'azienda meno seria, magari dall'altra parte della strada, abbiamo visto alberghi, ristoranti ormai che prendono gente con i voucher, abbatte in maniera
questa maniera il costo del lavoro, e quindi c'è anche un elemento di distorsione, di concorrenza sleale grave, oltre che essere il solito strumento per cui si alimenta una rincorsa al ribasso, quindi la via bassa alla competitività, in una logica di dumping che poi porta tutti quanti giù. Il problema è che questa cosa non viene affrontata, bisognerebbe primo attivare una funzione di ispezione per reprimere gli abusi, ma secondo, scusatemi, intervenire legislativamente, perché noi non possiamo condannare anche qui soprattutto i giovani, perché poi stiamo parlando di loro, certo. non solo perché ovviamente non c'è un limite di età, ma soprattutto i giovani, a una condizione che è davvero di precarietà totale, e anche qui in prospettiva non versi praticamente contributi, anche perché parliamo, questi piccoli contributi vanno nella gestione separata INPS, che è una sorta di pozzo senza fondo in cui ci butti dentro dei contributi, pochi, maledetti, ma comunque insomma sono dei soldi e non li rivedrai mai più, perché come è noto la gestione separata non produce pensioni degne di questo nome. E quindi anche per questo motivo, ad esempio, noi come sindacato, come CGIL, proprio in queste settimane abbiamo lanciato una raccolta di firme per sostenere e presentare dei referendum abrogativi che vanno a togliere quegli aspetti più, a nostro avviso, critici e negativi della legislazione del lavoro. Uno di questi è proprio un referendum che sostanzialmente abroga i voucher, perché pensiamo che la mercificazione del lavoro, perché di questo stiamo parlando, se volete era uno slogan ottocentesco, il lavoro non è una merce, ma quando vai a comprarlo in tabaccheria nel 2016 mi pare che anche qui abbiamo diciamo così, una realtà con cui ci misuriamo e con cui soprattutto si misurano tanti e troppi giovani. Ho visto spesso da voi anche alla sera il signor sposato, e vorrei chiedere, secondo lei, a che punto in Italia lo sviluppo del lavoro agile, che se impostato bene permetterebbe alle aziende di far risparmiare ai lavoratori un sacco di soldi che diventerebbero di conseguenza un aumento di stipendio? Grazie. Sì, adesso il lavoro agile è una delle recenti norme di tipologie contrattuali, che non è, per intenderci, un lavoro, il lavoro telematico, ma è una forma di contratto che viene fatto con un lavoratore al quale si deve garantire una retribuzione ben precisa, che non è quindi il voucher, che non è agile. Okay. Sì, no, è agilissimo. Quindi al lavoratore agile, cosiddetto agile, deve essere garantito intanto la forma di contratto ovviamente scritta, c'è una durata dell'orario di lavoro, quindi una durata, quindi le ore di lavoro. E la cosa che cambia è che il lavoratore può esercitare la propria attività anche non all'interno dell'azienda, e questa è la diversità. Non è il telelavoro, perché è disciplinato un altro tipo di contratto, è un qualcosa, ripeto, recentissimo, si chiama proprio lavoro agile, che dovrebbe consentire alle persone di poter conciliare le esigenze familiari con le esigenze di lavoro. Questa è un pochino l'idea del legislatore. Però ci sono tanti aspetti che non sono chiari, per esempio in caso di infortunio, quando uno non è sul luogo di lavoro, chi è responsabile? Allora è stata data una risposta in merito a questo, dicendo che è responsabile se uno stava svolgendo un'attività anche non all'interno dell'azienda, ma stava lavorando per l'azienda, comunque è un infortunio sul lavoro. Ecco, è un qualcosa comunque di recentissimo, che va a un istituto che deve essere tutto approfondito per vedere un po' se può avere senso. E a mio avviso può aver senso sempre per cercare di aiutare, fare in modo che il lavoratore possa conciliare le esigenze personali con le esigenze dell'azienda. Per esempio, se l'azienda non ha tanto spazio, se l'azienda non ha, ecco, allora potrebbe essere interessante il lavoro agile, però ripeto, è una cosa nuova da vedere, non so quanto possa francamente funzionare. Sul discorso i voucher intanto sono il nostro avversario, il nostro concorrente sleale principale, perché sembra lavoro flessibile e in realtà spesso viene utilizzato in forma impropria. Va detto che comunque da quest'anno, prima di utilizzare i voucher, bisogna comunque comunicarlo all'INPS via telematica, ma lì ci sono problemi anche di comunicazione del portale, quindi insomma bisogna vedere come funziona.
Io credo che tutti i tentativi di rendere flessibile il mercato del lavoro vadano fatti, però con una lungimiranza che non può essere di brevissimo periodo, e mi riferisco per esempio al discorso Job Act, il discorso triennale. Entro i 3 anni temo, purtroppo, spero di no, che molti di quei lavoratori che sono stati condonati a passare a tempo indeterminato da un lavoro illegittimo, da un contratto, diciamo, non illegittimo, ma un contratto non genuino, possono essere lasciati a casa. Quindi ecco, allora questo non è una programmazione, questo non è creare occupazione, questo è creare al momento il contentino. Questa è una cosa che personalmente non posso accettare. Siamo arrivati al termine, io vi ringrazio. Solo una cosa, ma rapidissima: state organizzando qualche cosa per tirare fuori? Assolutamente sì, a parte ieri che abbiamo fatto manifestazioni in tutta Italia per il rinnovo dei metalmeccanici, abbiamo il 6 di maggio lo sciopero del settore del turismo, servizi, ristorazione eccetera eccetera, che anche loro rivendicano il loro rinnovo del contratto. Il 19 maggio una grande manifestazione a Roma dei sindacati dei pensionati, che portano in piazza le rivendicazioni di una categoria che viene molto spesso, voglio dire, sbeffeggiata addirittura, quasi come dire, ma che ha invece delle esigenze assolutamente importanti, a cominciare ovviamente dalla condizione pensionistica. E poi il 28 di maggio sciopero nazionale unitario dei lavoratori della grande distribuzione, che ancora da mesi, da anni attendono un rinnovo del contratto che i poteri forti della grande distribuzione non vogliono riconoscergli, quando invece con i piccoli esercizi abbiamo già fatto il contratto collettivo. Perfetto. Qualche annuncio da fare? Il 7 maggio organizzo un altro incontro molto bello in Eurointerim, il GATS, che è un incontro tra una rete, diciamo, dove persone si incontrano, da imprenditori a professionisti a chi cerca lavoro, e per vedere insieme, confrontarsi e vedere se ci sono insieme, se si possono trovare delle opportunità di lavoro, di crescita personale e professionale. 7 maggio dalle 9 alle 12:30, tutto gratuito, nella sede nazionale di Eurointerim. A Padova, perfetto, quindi sede di Eurointerim a Padova, 7 maggio mattina, però dovete prenotare in qualche modo info@guts.it. Perfetto, e quindi è un'occasione anche questa per confrontarsi, per tirar fuori qualcosa di nuovo, di importante, di significativo per la propria vita. Grazie a entrambi di aver partecipato, grazie a voi di averci seguito, noi come sempre domani.